Un evento che sta conoscendo una crescita e una partecipazione sempre maggiore. Dobbiamo dire che eravamo ottimisti, ma non ci aspettavamo una risposta di questo tipo. Questo grazie al lavoro capillare che è stato fatto sui territori da parte del mondo del volontariato, delle nostre Proloco. Abbiamo una collaborazione forte con l'UNPLI, investendo delle risorse per la promozione e la valorizzazione dei nostri colli, che sono forse la parte più profonda e più autentica del Veneto, e delle tante eccellenze che queste possono vantare sia in termini di enogastronomia ma anche dal punto di vista culturale e artistico. L'occasione quindi di prendere contatto con una realtà, di far conoscere una realtà veramente interessantissima, ricchissima di cultura, di storia, di tradizione, di enogastronomia, e la possibilità di far conoscere quella parte del Veneto da scoprire. Noi come Giunta non siamo che gli esecutori della legge che è stata votata trasversalmente dal Consiglio regionale, fortemente voluta per far sì che i Colli Veneti fossero parte integrante della programmazione di promozione e valorizzazione della regione del Veneto. È la terza edizione, quindi da un certo punto di vista siamo già rodati, siamo come gruppo, perché nella giornata regionale dei Colli Veneti e tutte le attività svolte durante questo 2024 il partner di Regione Veneto è UNPLI Veneto, poi ci sono tutte le associazioni, i comuni coinvolti, chiaramente la struttura dell'assessorato alla cultura, dell'assessore Corazzari, e anche il Consiglio, nel senso che i consiglieri hanno condiviso questa iniziativa e questa legge sui Colli Veneti. L'adesione vediamo che è sempre maggiore, sia al contest fotografico piuttosto che alle iniziative che vengono promosse. Domenica ci aspettiamo, visto che è previsto, anche se auspichiamo che sia proprio così bel tempo, ci aspettiamo una bella partecipazione, anche perché siamo in uno dei borghi più belli d'Italia, il borgo di Soave, e per cui lì si unisce proprio, diciamo, tutto, nel senso che i colli possono essere visti come veramente il punto di equilibrio tra natura, ambiente e uomo, e Soave rappresenta proprio tutti questi valori, rappresenta delle architetture di impianto medievale stupende, un borgo, rappresenta il territorio, la collina e produzioni tipiche, perché appunto di vini e anche di eccellenze come la ciliegia e altre eccellenze tipiche non mancano sicuramente, per cui aspettiamo numerose le persone che vorranno partecipare, così come in tutti gli eventi, perché sono veramente tanti, centinaia di eventi in Veneto. È una legge regionale del 2021 che ho voluto proporre proprio per questo motivo, perché tutta questa parte centrale del Veneto ha delle grandissime potenzialità, è un punto di transizione tra la montagna e la pianura, sono rilievi unici per caratteristiche di paesaggio, culture ma anche emergenze architettoniche, e per cui la volontà e l'obiettivo è quello di accendere veramente una luce su questo ambito, e ci hanno creduto tutti i consiglieri perché è stata votata all'unanimità.